Ringrazio Ilaria che ci ha fatto riflettere su alcuni termini estremamente importanti. Il primo, del quale tra l'altro avevamo anche discusso prima dell'avvio del nostro incontro pubblico, era quello: qual è l'obiettivo? Io credo che da qui poi si possa declinare ogni singolo approfondimento, ogni singola tematica. Quando è chiaro l'obiettivo sappiamo forse, o comunque ci possiamo anche impegnare a trovare quali sono gli strumenti, quali sono i metodi, quali sono i mezzi, però dobbiamo avere chiaro qual è l'obiettivo a cui stiamo mirando. Quindi che tipo di turismo vogliamo? Qual è l'economia che un turismo piuttosto che un altro turismo mette in campo? Se l'uno è in contrapposizione con l'altro. E fatta questa fotografia complessiva possiamo effettivamente andare avanti. Da tantissimi anni che si discute sulla sostenibilità del turismo a Venezia e forse è il caso anche di concretizzare. Ci sono progetti, ci sono valutazioni, sicuramente va concretizzato, però vanno concretizzate, tutte le varie riflessioni che sono state fatte. Ora passerei la parola a Monica Sambo, che è consigliere comunale di opposizione al Comune di Venezia, e ci parlerà anche su quel punto di vista tecnico, perché credo che l'argomento sia particolarmente nuovo, che forse è il caso proprio che venga dato particolare dettaglio su quello che è il cosiddetto federalismo demaniale e su cosa il federalismo demaniale può significare per una città come Venezia o per un'isola della laguna veneziana. Quindi ringrazio Monica e grazie al microfono. Scusate. Buonasera a tutti, permettetemi intanto una battuta per rompere il ghiaccio e insomma diciamo al sindaco che anche questa sera abbiamo molti parenti, dato che all'ultimo consiglio comunale alla presenza di tantissime associazioni siamo stati tacciati di portare i parenti. Anche questa sera anche Laura e la sottosegretaria Borletti hanno molti parenti, quindi lo salutiamo. E insomma la sottosegretaria ha volato molto alto. Io starò un po' più a terra, in particolarmente diciamo in un'isola, che è quella di Sant'Andrea. Abbiamo accolto negli ultimi mesi con favore l'acquisizione del bene dal demanio dello Stato al demanio di proprietà al passaggio al Comune di Venezia di Forte Sant'Andrea. Anzi era una richiesta che proveniva da anni da parte delle associazioni e anzi la richiesta era partita qualche anno fa proprio dal centro-sinistra. Quindi è evidente che l'acquisizione del bene ci vedeva assolutamente favorevoli. E per chi non lo sapesse, il sistema del federalismo demaniale prevede che per acquisire un bene è necessario presentare un programma di valorizzazione. Ed è proprio questo programma di valorizzazione che noi abbiamo combattuto e in qualche maniera contestato anche con moltissime associazioni che sono state protagoniste in città e anche in questa sala negli ultimi mesi e che hanno insomma criticato ma soprattutto provato a portare delle proposte vere per la valorizzazione del forte. Questo piano, questo programma non era certamente all'altezza della sfida e vi dirò poche cose però chiare. Primo, non sono stati diciamo, rispettati dei passaggi formali. La municipalità, come è stata espropriata delle funzioni ultimamente, non c'è stato il passaggio formale di un parere che per l'acquisizione di beni insomma, normalmente è previsto. E poi anche sul punto della trasparenza i cittadini non hanno ricevuto alcuna informazione preventiva a questo passaggio, anzi le associazioni sono potute venire a chiedere alle minoranze di accedere a tutta la documentazione perché evidentemente questa non era presente nel sito del comune. Oltre a questo, che ovviamente sono solamente passaggi formali, per quanto riguarda proprio il programma di valorizzazione, quello che veniva contestato erano essenzialmente 2 o 3 cose. La prima questione è che lo stesso prevedeva una quasi esclusiva necessità di partecipazione del privato, nel senso che lo stesso programma non lasciava, seppur non lo diceva esplicitamente, ma lo diceva assolutamente implicitamente, ma lo esprimeva implicitamente, non lasciava spazio alla possibilità che il bene potesse essere gestito direttamente dal comune, magari con dei finanziamenti europei, penso.
e questo certamente, per quanto non ci spaventa il privato, comunque non ci è sembrato corretto prevedere fin dall'inizio che non potesse essere gestito pubblicamente. La seconda questione è che nel programma si legge che solo una minima parte delle premesse, e cioè del programma di valorizzazione del forte, che prevedeva ad esempio attività culturali, la realizzazione di un museo della laguna e della biblioteca, l'accessibilità del forte attraverso l'ormeggio di imbarcazioni private, ecco, tutte queste cose bellissime non erano obbligatorie per il concessionario privato. Cioè il concessionario privato, almeno da quello che c'è scritto nel programma di valorizzazione, si prende questo bene per all'incirca 1 milione di euro, di cui 400 sono per bonifiche, quindi probabilmente ci saranno anche i finanziamenti pubblici, quindi 600.000 euro, e poi può eventualmente costruire anche delle attività, cioè insediare delle attività economiche, e dovendo insomma semplicemente fare lo sfalcio dell'erba e la messa in sicurezza del forte. Ma questa non è valorizzazione, cioè è semplicemente al massimo messa in sicurezza della struttura, e di certo non è valorizzazione. E questo ovviamente, quello che abbiamo contestato poi e soprattutto è che questo programma di valorizzazione non ha previsto la partecipazione dei cittadini. E invece quello che ci sembrava necessario, non solamente per questo specifico forte, per questa specifica acquisizione, ma in generale per la città, questa città ha bisogno di partecipazione. Cioè in questa città c'è bisogno di confrontarsi e di sentire le associazioni, le municipalità, che ovviamente sappiamo l'antipatia del sindaco, i cittadini, per riuscire, diciamo, a ricostruire insomma una Venezia. Lo stesso programma poi, per quanto non riguardi la cessione attuale, prevedeva, ed è questo un po', però adesso spiegherò meglio un po' lo scandalo, la possibilità di costruire un centro benessere e un albergo. E in realtà, ad onor del vero, quella parte di terreno, cioè di porzione di isola, non sarà ceduta adesso, sarà ceduta in futuro. Ma noi abbiamo detto, allora se verrà ceduta in futuro, abbiamo chiesto al sindaco, togliete dal programma di valorizzazione la parte prevista, diciamo, in cui si parla del centro benessere e dell'albergo, perché se non riguarda adesso in maniera imminente, che problema c'è? E non siamo stati ascoltati. Anzi, c'è scritto nello stesso programma che nel momento in cui verrà concesso potrà essere costruita, quindi è evidente che probabilmente la volontà è un'altra. Il comune, appunto, come dicevo, e soprattutto quello che abbiamo contestato era la mancata partecipazione. Anzi, il Comune di Venezia, secondo noi, avrebbe più che mai bisogno oggi di una guida che sappia ascoltare davvero e non solamente i tavoli fucsia, ma rendersi disponibile al dialogo anche per costruire un senso di cittadinanza corresponsabile per una crescita della città. Oltre a questo, però, non vogliamo essere quelli del no. E anche tutte le associazioni che hanno partecipato in questi mesi certamente non vogliono essere quelli del no, quelle associazioni del no, ma quelle che hanno cercato di portare una proposta. E per questo sfidiamo il sindaco anche nei prossimi mesi, quando verrà creato il programma, cioè il bando per la concessione del bene, perché deve ancora in realtà passare al demanio del comune, e dopo ci saranno 6 mesi per la creazione del bando. Sfideremo, insomma, io spero che ci saranno molte associazioni anche con noi in consiglio comunale, il sindaco a fare un bando che vada a rialzo. Cioè, va bene, non riusciremo a farlo con soldi pubblici, ok, però il privato deve essere il miglior privato, cioè quello che ci permetta realmente di valorizzare il bene. Avevamo chiesto poi appunto che ci fosse un monitoraggio o comunque una partecipazione preventiva o successiva dall'acquisizione del forte, anche questo non ci è stato concesso. Quali sono le proposte? Allora, certamente siamo favorevoli all'acquisizione dei beni, e non solamente del forte Sant'Andrea. Ricordo che c'è anche un altro forte in terraferma, il forte Cosenz. Questo forte è stato, il centro-sinistra aveva richiesto al Ministero la concessione di questo forte, che dovrebbe diventare la porta d'ingresso del Bosco di Mestre. Non è stato concesso, non si capisce bene come, perché in realtà il progetto era, ricordo solo alcune cose, prevedeva la sede del centro dei visitatori del bosco, una struttura dedicata alla ricostruzione della storia degli habitat dell'area verde, un'aula multimediale, un'area di storia ed ospitalità dei visitatori, la possibilità di noleggiare biciclette, percorsi
percorsi anche a cavallo, eccetera, e una valorizzazione reale del territorio, soprattutto per quanto riguarda il bosco di Mestre. Questo non si sa bene perché non è stato concesso dal Ministero. La Regione adesso vorrebbe farci una piattaforma logistica per la protezione civile. Allora, in un'area verde dove si può fare di tutto, l'idea di costruire una piattaforma logistica per la protezione civile, forse ci sono aree più adatte. E allora noi sfidiamo il sindaco anche in questo. Cioè gli diciamo, se non è ancora stato attribuito alla Regione e ad ora almeno non è pubblico, richiedi il bene, perché come ti sei, insomma, hai tanto decantato l'acquisizione del bene di Sant'Andrea, allora, insomma, prendi posizione anche su questo bene che anche per Mestre potrebbe certamente rivalorizzare il bosco. Se invece fosse già in mano alla Regione ma non ci risulta, allora vai a trattare con la Regione, eventualmente dagli un'altra area del territorio veneziano e sfruttiamo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista culturale quel territorio. Un'altra proposta, in questo sappiamo che la programmazione comunitaria 2014-2020 prevede importanti finanziamenti anche per riqualificare aree di specifico interesse. Bene, allora vediamo se effettivamente anche il Forte e i Forti possono beneficiare di questi fondi e cerchiamo insieme anche di creare una vera valorizzazione da questo punto di vista. È evidente che però non è possibile fare una programmazione generica come è stata fatta fino ad ora, bisognerà essere puntuali e precisi e capire dove vogliamo andare. Come primo obiettivo poi della valorizzazione, e su questo è stato anche contestato su Forte Sant'Andrea, è la vera fruibilità dei forti. Il problema del Forte Sant'Andrea riguarda anche l'accesso, perché ad ora è previsto solamente per il tramite dell'isola della Certosa, perché gli approdi che sono previsti per arrivare al Forte Sant'Andrea non sono nelle attività obbligatorie del partner, ma quelle facoltative, quindi il partner potrebbe decidere di non farle. E quindi l'unico passaggio è per il tramite della Certosa, costruendo un ponte. Anche quello per di più è facoltativo, quindi non si sa neanche come si arriverà a Forte Sant'Andrea allora, ed è questa un po' l'assurdità. Poi serve una cabina di regia tra i diversi forti, cioè noi dobbiamo pensare a volare un pochettino più alto, non possiamo pensare Venezia o le singole acquisizioni in maniera statica, anche perché non è una vera valorizzazione se non si mettono in sinergia tutti quanti i forti. Ovviamente, pur essendoci una sinergia del comune, lasciamo spazi ai privati, ma sempre nel rispetto e in quella che deve essere la finalità principale, cioè quella di permettere la fruizione pubblica e di valorizzarli dal punto di vista culturale ed ambientale. Vi deve essere ovviamente poi un continuo confronto e monitoraggio anche con il programma di valorizzazione ovviamente con i privati. Tutti insieme, ecco, questo che dovremo fare, io credo tutti insieme nei prossimi mesi, sarà questa la sfida, e dovremo sfidare il sindaco in propositivo, cioè proponendo tutte queste cose, tutta la cittadinanza insieme, come è stato in questi ultimi 2 mesi. E non semplicemente, appunto per questo dico, molte associazioni di certo non sono state quelle che hanno detto no, ma sono state quelle che hanno fatto delle proposte e fino ad ora non sono state ascoltate. Permettetemi un'ultima battuta e poi concludo. Ieri il sindaco ha detto che vuole fare diventare Marghera come Manhattan e durante la campagna elettorale diceva che Venezia doveva diventare come Boston. Allora io rispondo al sindaco: a Venezia basta essere semplicemente Venezia, cioè noi non dobbiamo diventare qualcos'altro. Nella sua specificità, ma soprattutto nella sua unicità, che rivendichiamo e chiediamo al sindaco di rivendicare anche attraverso l'approvazione di una nuova legge speciale per Venezia. Grazie.